Quarta corsa è la terza prova del Tommaso Grassi Award. Questo è il premio Rotart Cesena. Questa volta sono i 4 anni di scena, 2 ritiri. Matteo Brivard e Gaetano Di Nardo non scendono in pista. 2 Dakar B, Roberto Vecchione, 3 D'Antoine Andrea Farolfi, 4 da Granit Dipa Maurizio Cheli, 5 Darko Gual Giuseppe De Filippis, 7 Dondolo Jet Vincenzo D'Alessandro, 8 Daniela Coll Federico Esposito, 9 Dark Angel Fee Antonio Di Nardo, 10 Dylan Chris Mario Minopoli. Partiti. D'Antoine facile al comando, in seconda posizione si insedia subito da Granit Dipa, mentre cerca di inserirsi dalla seconda fila Dylan Chris che taglia fuori Darko Gual con una manovra millimetrica che riesce a Mario Minopoli. E così Dylan Chris è primo di fuori, mentre rimane in terza corsia Darko Gual che deve retrocedere 14-2. Andrea Farolfi ha dato il via ad Antoine che è partito a tutta e ora cerca di rallentare, mentre dietro sono tutti belli raggruppati, 400 in 28-8. D'Antoine al comando, seconda posizione per Da Granit Dipa, la terza è per Dakar B, quale precede Dondolo Jet, allo scoperto Dylan Chris con in scia Daniela Colli, 600 passati in 44,5. Davanti alle tribune D'Antoine continua a guidare nei confronti sempre di Da Granit Dipa e di Dakar B, mentre muove Daniela Coll che sposta dalla pariglia, cerca di andare sulla testa, reagisce però Dylan Chris che la tiene in terza ruota, mentre nelle retrovie ha sbagliato Darko Gual, si muove dalla corda anche Dondolo Jet. Daniela Coll si ributta in scia Dylan Chris che ha teso a risalire la mossa dell'avversaria, la tenuta in terza. Daniela si ributta dietro, intanto D'Antoine ha passato il chilometro in 1,14,5 ed è ancora una lunghezza avanti a Dylan Chris che è richiesto al largo, alla corda Da Granit Dipa a precedere Dakar B, sempre la pariglia per Daniela Coll, poi Dondolo Jet, 14,5 la retta di là, ritorna in terza corsia Daniela Coll, questa volta in maniera più decisa, gira Dylan Chris e cerca di portarsi su D'Antoine che cerca la fuga, intanto Da Granit Dipa si prepara a spostare dalla scia di D'Antoine, la retta d'arrivo, D'Antoine ancora in vantaggio, Da Granit che sposta, si infila di dentro Dakar B, ancora in vantaggio D'Antoine che si difende, attacca Da Granit, attacca di dentro Dakar B che va su D'Antoine che prova la difesa sul palo, la vittoria di Dakar B che batte nel finale D'Antoine, al terzo posto Da Granit Dipa. 29,9 a chiudere, 1,14,5 da terzo in corda. L'open stretch è vitale per Roberto Vecchione e Dakar B che è una leva di Giorgio Cassani, portacolori della scuderia Flip. La vittoria per la figlia di Man of Many Mission che in open stretch fionda D'Antoine che se la sarebbe meritata tutta al comando ma è preda dell'avversaria nel finale. Al terzo posto finisce Da Granit Dipa, solo quarta la favorita Daniela Coll a precedere Dondolo Jet, 10 punti in carniere per Roberto Vecchione che va a segno con un outsider, va a segno con Dakar B battendo D'Antoine Andrea Farolfi e Da Granit Dipa e Maurizio Cheli.